Buonasera a tutti e ben ritornati al Cesare's Corner. Io al solito saluto i miei nonni Bruno e Gabriele, zia Vallì, Teresina e Scandierre. Oggi siamo a un corner tutto mio. Allora, sia questo che il prossimo corner, vi anticipo già, saranno dedicati ad una serie di mostre. Allora, un tour di mostre che nello specifico ho fatto 10-15 giorni fa, che è stato un tour a Venezia, in concomitanza con l'apertura della Biennale di Venezia di Architettura. E qua vi anticipo, ecco, una cosa tra parentesi: sto prendendo accordi per fare uno speciale sulla Biennale di Architettura direttamente da Venezia. Ora vediamo, io andrò sicuramente per fare foto, video, riprese eccetera, però farvi un corner presentato da me sarebbe non il massimo, nel senso che ho fatto i miei esami minimi di architettura contemporanea e anche non per l'università, però non avrei la preparazione per fare un corner dicendovi delle cose non ovvie. Allora, siccome ogni volta che ho fatto dei corner io ho invitato ospiti a contribuire al corner, ho sempre fatto in modo che i contributi non fossero scontati, che ci fosse sempre un qualcosa di inedito, quell'in più che non si trova su internet, non si trova su Wikipedia, eccetera, eccetera. Allora è il motivo per cui ho scelto ora sto cercando tra architetti, insegnanti universitari che insegnino architettura contemporanea, eccetera, eccetera, un qualcuno che presenti un corner in maniera critica, quindi con il suo apporto personale, ma anche giudicando la Biennale, cioè che abbia anche poi il coraggio di dire: ok, questa iniziativa è stata bella, questa cosa un po' meno, qui si può migliorare, qui forte. Quindi non solo un resoconto, ma un commento vero e proprio, con tanto di giudizi. Allora, siccome poi io ora farò lo stesso anche per le mostre che vi presenterò, e lo dico perché, anche se l'ho già detto 1 miliardo di volte, e ci sono dei veterani tra voi che mi seguono da più di 2 anni, 2 anni e mezzo quando ho iniziato, per voi sembrerà una cosa nota e arcinota, però in questi ultimi 2 mesi il pubblico del corner è accresciuto di molto, quindi vi sono grato, vuoi per le persone che ho invitato che hanno portato a loro volta un'audience più alta, vuoi per uno spostamento nei contributi, quindi non solo mostre ma tanti studio visit, ne avete visti tanti in questi ultimi 2-3 mesi. Ecco che il pubblico si è ampliato, non poco, e quindi fare un corner sull'architettura e basta, secondo me è una cosa forte. Avrà un pubblico di destinazione diverso dal solito, però ci vuole anche quello. Io non faccio mai queste eccezioni in ambito di architettura, però è la Biennale, è il miglior evento al mondo e quindi è la miglior occasione per fare questa sorta di esperimento. Allora, per oggi io vi propongo il tour di Venezia. Io ho visto in un giorno 4 mostre che sono state inaugurate o quel giorno stesso o al massimo 2 giorni prima della mia visita. Ho avuto il piacere, seppur vedendole non dico di fretta, ma 4 mostre in un giorno è tanto, ecco. Ho avuto il piacere di visitare alcune di queste mostre con i curatori, con altri artisti. Ho incontrato anche Fabrizio Plessi durante la mostra di Bruce Nauman, quindi chiacchierare lungo un paio di sale è stato fantastico. Allora, ci sono 4 mostre. In un corner 4 mostre sono troppe. Io ne presenterò 3. Dopo queste 3 mostre io concluderò il corner e la 4ª mostra sarà nel prossimo corner, che quindi vi anticipo sarà sempre in studio. 4ª mostra più un'altra mostra che è la mostra di Henry Moore, da poco conclusa al Museo del Novecento di Firenze, e la presentazione di un catalogo che è appena uscito, che ho scritto io, di Claudio Cargiolli, che allora andrà a completare anche il secondo corner. Allora, iniziando, mi schiero come? Mi schiero facendo un ordine di presentazione di queste 4 mostre in base al giudizio che do io, che chiaramente è condivisibile o meno, è un giudizio personalissimo, chiaramente è il giudizio anche che è frutto di tante mostre che ho visto prima, quindi non dico che valga molto, ma qualcosina vale. E quindi come prima mostra io inizio con quella che per qualità di opere, per qualità di allestimento, per qualità di contributi scritti anche del catalogo, io reputo la mostra migliore
in corso a Venezia ora, che è la mostra di Massimo Campigli, che si intitola Campigli e gli Etruschi, una pagana felicità. Questo è il testo, il catalogo, che tra l'altro non per venderlo, non per far niente, infatti non credo che metteremo neanche messaggio promozionale o cose simili, è un catalogo fatto benissimo, magnifico, quindi vi assicuro, fateci un pensierino in caso. Allora, è una mostra che io ho apprezzato tantissimo, tanto da farmela mettere addirittura più in alto di quella di Bruce Nauman, che reputo comunque una mostra formidabile. Perché? Allora, intanto è un artista che io conosco abbastanza bene, per il semplice fatto che in galleria e anche qui in Televeneto ho sempre avuto modo di vederne molti, quindi ho fatto un po' il callo, ho l'occhio allenato per le sue opere e quindi ho visto che la qualità delle opere in mostra era esagerata, una qualità veramente che alcune opere io non avevo mai visto e non pensavo neanche che esistessero opere di quel livello, quindi è stato proprio, mi ha stupito come mostra. Tra l'altro il tema è molto bello perché si intitola appunto Campigli e gli Etruschi, perché lui dal 1928, ecco, data in cui risale una sua visita al museo di Villa Giulia a Roma, lui si è confrontato con l'arte etrusca, cioè da quest'anno in poi, secondo anche i suoi scritti, perché lui è stato un artista che ha scritto tantissimo, i vari critici hanno stimato che questo, il 28, sia l'anno effettivo in cui ha inizio la carriera artistica di Campigli. Che significa? Non che il primo quadro sia del 28, ci sono opere che risalgono a ben prima del 28, però sono opere che Campigli stesso nei suoi scritti dichiara non essere delle opere al livello di queste qui, addirittura sembra rinnegare quasi il periodo precedente a questa data. Allora il 28 è l'anno in cui lui si confronta con un nuovo gusto, che scavalca un gusto che in quegli anni era imperante in Europa, in Italia e in tanti stati, che era quello che si chiama il Retour d'Égypte, quindi questo ritorno del gusto egizio, che dalla scoperta della stele di Rosetta in poi c'è stata questa riscoperta continua, questi pellegrinaggi in Egitto, al Louvre, a vedere questa serie di opere. E Campigli stesso in un certo senso si era avvicinato prima dell'arte etrusca all'arte egizia, perché lui cercava un qualcosa di primitivo e primordiale, cioè lui è sempre stato alla ricerca di queste forme elementari da cui una cultura e uno spirito intero poi è nato. Che succede allora? Lui in pratica nel momento in cui scopre l'arte etrusca, e non vi parlo di un'opera, di un soggetto, di un'iconografia, ma di uno spirito. Lui parla di un gusto, di un'atmosfera etrusca. Quell'atmosfera l'ha portato poi a confrontarsi con determinate forme elementari, che lui poi rintraccia essere dove? Rintraccia essere nei vasi, nelle anfore, sia nella forma delle anfore, sia nella decorazione stessa che si applicava su queste anfore. Allora tante forme, questa forma che è stata chiamata poi la donna clessidra sembra risalire proprio da questo gusto etrusco. Perché lui va a rintracciarlo lì? Perché sì, riferirsi all'arte egizia significa riferirsi a un periodo storico che è stato germinale per tutta la cultura successiva, come può esserlo riferirsi all'arte greca, come può essere riferirsi, ecco, in quegli stessi anni tra l'altro tanti artisti si rivolgevano, ma da Picasso a tanti di questi, all'arte primitiva africana, quindi alle maschere tribali, quindi a questo tipo di cultura. Massimo Campigli però fa un ragionamento secondo me molto interessante, cioè un piccolo appunto, era un artista nato a Berlino, quindi veniva da una cultura diversa da quella italiana, però ha vissuto in Italia la maggior parte della sua vita, quindi ha fatto questo tipo di ragionamento, ha detto bene, se io devo rintracciare delle forme primordiali che hanno caratterizzato l'arte italiana di oggi, non le posso andare a cercare nel gusto egizio, nel gusto della scultura africana o altro. Devo andare in Italia,
quindi dove? Non nell'arte romana, ma nell'arte che ha dato uno stimolo a quella romana, che è appunto l'arte etrusca. Quindi ecco il motivo della scelta. Poi lui venne appunto folgorato nel 28 da questo gusto. In mostra, e questo è stato un valore aggiunto, ci sono state una serie di opere, una serie anche di sarcofagi, di anfore, addirittura dei gioielli, quindi una serie di contributi, ecco, che risalgono al periodo etrusco, che sono state la parte più difficile da recuperare per la mostra. Infatti io ho avuto il piacere di visitarla con Francesco Gattuso, che ringrazio molto, che è colui che si occupa dell'ufficio stampa di Palazzo Franchetti, sede dove si trova la mostra, che terminerà il 30 di settembre 2021 e che appunto mi ha accompagnato in giro per tutta la mostra raccontandomi che tante di queste opere erano frutto di sequestri, erano frutto di ritrovamenti, quindi l'idea della mostra era in ballo già da quasi 15 anni. Reperire questo tipo di opere è stato molto più difficile che non trovare le opere di Massimo Campigli. Quindi ecco, è una mostra di ricerca, è una mostra che ha dato vita a un testo critico favoloso, italiano-inglese, con delle foto eccezionali. Io vi segnalo proprio un paio di opere per dirvi su quali porre l'attenzione, almeno secondo il mio gusto, perché mi hanno incuriosito molto. Nello specifico sono l'opera di apertura, l'unica opera del 28, che si intitola Zingari, l'opera che è anche la copertina del catalogo e la foto che c'è nel biglietto d'ingresso, eccetera, eccetera. Un'opera incredibile dove si vede sì un gusto per l'arte etrusca, ma si vede come Campigli sia all'inizio, quindi queste forme hanno una plasticità ancora contenuta, o meglio, non ha ancora apportato quel lavoro di sintesi che troveremo nelle opere, per dirvi, degli anni 60. Opere che vedremo andando avanti negli anni, nei vari decenni, quindi ormai 40 anni dopo queste opere, si trova un ventaglio cromatico ben più ampio, quindi le opere fino agli anni 50, per dirvi, sono opere che vivono di un colore che tende a queste tinte brune, color terre varie, e Campigli difficilmente si discosta da questo, quindi il rosso, il bruno, il marrone scuro, il sabbia, il giallo. Negli anni 60 amplia il ventaglio cromatico e si giunge ad opere come questa piccola tela del 63 che si intitola Due figure, dove si vedono i verdi, i gialli, in altre opere i viola, gli azzurri, quindi ecco questa evoluzione. Chiaro che il periodo più etrusco nel colore è quello degli anni 20, 30, 40, però il periodo più etrusco nelle forme è proprio quello degli anni 60, dove lui arriva a questa donna clessidra che ormai è una silhouette senza volto. Allora qui fate attenzione più alla forma, ecco, più alla forma negli anni 40, 50, più al colore negli anni 60. Vi segnalo anche due opere, la mia preferita della mostra per qualità, che si intitola Il piccolo concerto del 1936, un'opera appunto non tanto grande, però pienissima, piena di soggetti, piena anche di ritmi, no? Il concerto che diventa un soggetto fatto molto molto spesso dal maestro, però in questo caso è la composizione stessa di questo palco che diventa composizione musicale, quindi una sorta di ritmo scandito. Poi vi segnalo l'opera. L'opera perché si trova al centro della mostra, perché è l'opera più grande, perché è l'opera più piena, perché è l'opera più scenografica. È un'opera gigantesca, è oltre 2 metri per 3 circa, è un'opera del 57 che si intitola Il villaggio. Addirittura in un punto si trova l'autoritratto di Campigli. Ecco, io credo che in quest'opera ci sia tutto, ci siano tutti i soggetti, tutto quanto di più ricercato si possa andare a cercare appunto in un'opera di Campigli. Io non avevo mai visto una cosa del genere, è titanica sotto ogni aspetto. Ultimo appunto per concludere il resoconto, prima di mandare in onda un breve video con foto e video appunto della mostra e qualche citazione meravigliosa di Campigli, vi segnalo la qualità dell'allestimento. Allestimento che è stato studiato in maniera
molto giusta perché essendo già la sede storica stupenda, una sede storica però, come si può dire, molto ricca dal lampadario alla ricercatezza dell'architettura interna, della carta da parati, di tutto in pratica, si è scelto di non essere troppo invasivi nell'allestimento, quindi di scegliere meno opere con delle luci selezionate, ogni tanto collocare qualche parete di un grigio neutro per staccarsi dal muro, dalla parete di fondo, e secondo me è stata una scelta azzeccatissima perché non si è entrati in contrasto, in conflitto con l'edificio storico, con la ricchezza dello spazio architettonico. Secondo me, vi ripeto, è la mostra principale da vedere a Venezia. È una mostra che dal punto di vista dello studio è una pietra miliare da oggi, per andare poi a creare altre mostre. Io spero che questa sia una mostra che viaggi, che venga riproposta in tanti altri musei perché merita veramente. Non vi aggiungo altro, prego con il video, regia.
Rieccoci in studio. Allora, andando avanti con la seconda mostra, questa è la mostra di Bruce Nauman, a Punta della Dogana, sarà in corso fino al 9 gennaio 2022, quindi c'è molto tempo. È stata curata da Carlos Basualdo e Caroline Bourgeois, la curatrice storica di questa sede. È una mostra che si intitola Bruce Nauman Contrapposto Studies. Perché? Perché Contrapposto Studies è intanto il soggetto principale di questa mostra. Quindi è una mostra che non vuole fare un resoconto su tutto il lavoro di Bruce Nauman, ma nello specifico, almeno nelle prime sale, su questo ciclo. Un ciclo di cui alcune opere sono state recentemente acquisite proprio da questa sede espositiva, dalla collezione Pinol, e quindi si è scelto di creare una mostra ad hoc. Queste opere si basano su che cosa? Allora, Bruce Nauman è un artista che ha spaziato molto, è un artista poliedrico che tra foto, performance, videoarte, installazioni, eccetera, eccetera, ha fatto di tutto e di più. Il ciclo Contrapposto Studies è una serie di performance che lo vedono principalmente all'interno del suo studio, in cui Bruce Nauman, iniziando già alcuni decenni fa e completando queste ultime opere che risalgono a pochi anni fa, mostrano uno studio sul corpo che parte dalla legge del contrapposto, quindi una legge che fa parte della scultura classica, che si ritrova già a partire dal V secolo a.C. nella scultura classica, che dava, diciamo, dei caratteri, dava un indirizzo alla posizione del corpo delle figure. Quindi una posizione che si basa, un po' come la legge del chiasmo, su una sorta di incrocio tra punti che sono in tensione e punti che sono rilassati. Quindi è una sorta di posa che trova un equilibrio perfetto per la stasi. Allora, in questo ciclo Bruce Nauman che fa? Prova a performare questa sorta di movimento, di postura, camminando avanti e indietro per il suo studio per diverso tempo, mimando appunto queste pose. Si vede un esperimento, uno studio che inizia quindi alcuni decenni fa, vede un Bruce Nauman più giovane che si mette in contrapposizione con i video più nuovi dove Bruce Nauman ora ha una certa età e soprattutto cosa si fa? Lui nelle più recenti opere ha iniziato a suddividere lo schermo in alcune bande orizzontali che vengono poi spostate, create con l'effetto negativo e quindi creano una sorta di nuovo ordine di punti in tensione e punti rilassati. Sembra quasi che questa legge armonica venga scombinata per ricreare una nuova legge armonica contemporanea. Quindi è lo studio su questa sorta di tensioni e di rilassamenti. Allora, secondo me lo studio è stato interessante, è il titolo della mostra, anche se secondo me, quindi è opinione personalissima, le opere più interessanti le ho trovate in altri stimoli, perché questo era appunto il focus, però poi ci si è permessi di ampliare questa sorta di ricerca andando ad esporre delle opere che c'entrano relativamente con il ciclo Contrapposto Studies, che vi segnalo perché ho scritto anche una serie di articoli su queste 4 mostre che saranno online nel sito di AV Mag nel giro di pochi giorni. Una di queste che io ho trovato essere veramente affascinante si intitola Elk Allowing the Floor to Rise Up Over Here, Face Up. In pratica un'opera vecchia del 73, un video in cui c'è una donna, questa Elk, che si trova sdraiata sul pavimento e segue le istruzioni di Nauman che si sentono, che lui pronuncia nel video, e in pratica si immagina di farsi inghiottire dalla terra, dal suolo. Quindi c'è questa donna sdraiata che cerca di fare dei movimenti minimi con le spalle, col bacino, con la testa, coi piedi, con le braccia e cerca un po' di strappare il peso del suo corpo dalla terra. Sembra quasi che ci sia una gravità eccessiva che preme su di lei. Chiaramente è un effetto che lei imita, non vero, però la cosa incredibile è che poi si spiega che dopo ben 40 minuti di questo esperimento la donna quasi non riusciva più a respirare, non riusciva ad alzare la testa,
per dire quanto sia stata indotta una sorta di vincolo, una sorta di peso specifico che lei non ha realmente, però la sua psiche è intervenuta sul corpo stesso, impedendole di riuscire ad uscire da questa sorta di sensazione. E secondo me è stato un esperimento ai limiti del fisico, appunto, no? È qualcosa di metafisico, secondo me. Esperimento fantastico da vedere. Un'altra opera veramente interessante, secondo me, a livello scenico e scenografico, la più bella della mostra, è stata For Beginners. Si trovano varie versioni di quest'opera. Questa qui, nello specifico, sono tutte le combinazioni di pollice e dita della mano. In pratica è un'installazione più recente del 2010, un'installazione video, che trova il suo spazio nel cuore di questa sede, nel cubo progettato da Ando, da Tadao Ando, quell'architetto che poi ha restaurato ormai più di 10 anni fa la sede di punta della dogana, ed è questo spazio, questo cubo di cemento armato in cui si trova questo proiettore che si vede da ambo i lati, gigantesco, in cui si mostrano due serie di mani, che sono le mani appunto di Bruce Nauman, che cerca di creare tutte le 31 combinazioni che si possono fare per il pianoforte, per il pollice e ogni dito. Quindi un'infinità di mosse che però vengono, come si può dire, disallineate rispetto all'audio. Quindi si sente, no, questa sorta di audio in anticipo con i movimenti delle dita che vanno in ritardo di alcuni secondi, e queste mani che sembrano a un certo punto incepparsi, no? Quindi, come dire, il cervello manda degli input, il fisico non riesce a stargli dietro e si percepisce questo sforzo, che è uno sforzo però che sembra lirico, perché si sente, si vede questa mano che nel vuoto suona, ma si sente l'audio in ritardo anche del suono del tasto del pianoforte. Quindi questi due audio che si sovrappongono, le istruzioni, il movimento, il suono del pianoforte, che creano un qualcosa di ipnotico, cioè si esce da questa sala che sembra di essere mezzi ubriachi, quindi è stato un effetto veramente incredibile. Sono tutte opere al limite, no? Che vanno a indagare un qualcosa di antropologico, di sociale, un qualcosa anche di, secondo me, intimo, perché sono esperimenti sì sociali, ma che indagano il corpo, che indagano i limiti anche del corpo e della psiche. Quindi li ho trovati anche intimi, cioè si entra in alcune sale e si viene quasi risucchiati da questa sensazione un po' opprimente, che è il bello di questa mostra. Vi segnalo un'ultima opera. Ecco, forse a livello di ricerca credo che sia stata l'opera migliore in assoluto, perché parla di tutt'altro, quindi parla dello studio. Perché? Perché appunto il ciclo Contrapposto Studies è un ciclo che viene svolto nello studio di Bruce Nauman. Allora lui dice, bene, dallo studio indago il mio studio, ma senza questo ciclo. E che fa allora? Lui colloca alcune telecamere che poi hanno questa visione a infrarossi che vanno di notte nel suo studio, e vede che cosa, no? Fa andare queste telecamere per ore e ore e ore, per varie notti, con l'infrarosso, quindi si vede questo video verde, che quando ci si siede lì in mostra si vede un video fermo, il suo studio è immobile. Allora uno dice, ma quanto devo stare qua per aspettare che un qualcosa si muova? Io sono rimasto 5-6 minuti e non vedevo niente, non sentivo niente, e dicevo, ma che razza di video è questo? Allora vado, leggo tutto, dico, cavolo, ma questa era pazzesca. Perché che ha fatto lui? Ci ha fatto vedere cosa? Uno studio, in quali anni siamo però? Qua siamo, ecco, siamo nel 2001, ma è un'idea che ha un'origine ben precedente. L'opera si intitola Test Tape Fat Chance John Cage, e già qua ci rimanda a un tipo di esperimento, a un tipo di artista. Quindi già leggendo John Cage ho detto, ok, sono io pirla che non mi rendo conto del genio, perché se c'entra John Cage l'opera è una bomba di sicuro. Mi leggo tutto e in pratica spiega cosa, no? Il video viene accorciato in 12 minuti e si sente un audio. L'audio qual è? È l'audio del nulla, cioè è l'audio della natura che si trova nello studio quando l'artista non c'è.
quindi le falene che si muovono, questa sorta di zzz leggerissimo nello studio che crea la colonna sonora. Si vede qua e là, ma bisogna essere molto attenti, un topolino che esce tipo da un tavolo e passa davanti alla telecamera. A un certo punto si vede, qua si sente il suono di una volante della polizia, di una sirena che passa in lontananza. Si vedono queste falene, queste mosche che passano davanti alla telecamera e creano una sorta di nube. Quindi si vedono dei movimenti minimi e uno dice ma che è sto video? Cioè, e il senso dove sta? Il senso sta nel fatto che questi erano gli anni dalla merda d'artista di Manzoni in poi, si parla dell'artista nel senso di colui che qualunque cosa fa è comunque arte. Siamo negli stessi anni in cui si parla anche di luogo non più come mero contenitore di oggetti, ma luogo come cornice che crea l'opera d'arte stessa. Quindi se l'opera si trova in quel luogo, in quel museo, allora l'opera diventa un manufatto, diventa un'opera d'arte e non è più un oggetto. Allora Naumann qua sembra fare cosa? Sembra voler distruggere questa idea, o forse amplificarla ancora di più e dirci cosa? Bene, ma allora se tutto ciò che accade nel mio studio, dove c'è l'artista, dove c'è il genio, e qualunque cosa io faccia in questo studio, anche solo camminare avanti e indietro, muovendomi, creando il contrapposto, diventa opera d'arte, che succede in questo luogo sacro, in questo luogo mitizzato, se l'artista sparisce e se l'artista lascia che lo studio viva di vita propria, che il topolino nello studio si muova, che le falene che ci sono dentro si muovano, che quindi l'opera d'arte sia tutto ciò che non è l'artista e non è lo studio, ma sia la natura che si trova intrappolata in esso. Allora ecco che lo studio prende un nuovo senso, no? Quindi non più un contenitore solo di opere d'arte, ma un luogo di vita che a prescindere dall'attività dell'artista è un luogo. Non che se l'artista sparisce lo studio non serve più a niente. È qua il gioco, cioè secondo me è un'indagine che io almeno non avevo mai sentito, cioè uno studio così efficace su che cosa sia lo studio di un artista al di fuori dell'artista non credo sia mai stato fatto. Se fosse stato fatto segnalatemelo volentieri, ne parlerò in un prossimo corner perché secondo me è stata un'opera geniale, geniale e secondo me, ecco, avete visto, è un'opera che c'entra fino a un certo punto col senso della mostra, quindi io credo di aver visto quasi più stimolo nelle opere collaterali che non in quelle direttamente interessate. In ogni caso la mostra è una bomba, è una mostra da vedere assolutamente, non è che si vedano mostre di Bruce Nauman in Italia tanto spesso, è un artista più internazionale che non nazionale. In Italia io credo di non aver visto praticamente nulla di lui. Si trova qualche sua opera, sì, e vi presenterò al prossimo corner la mostra Fondazione Prada Stop Painting, dove c'era un'opera di Bruce Nauman, quindi durante le collettive qualcosina si inserisce, ma se no è poca cosa. Vi dico, questa è una mostra assolutamente da vedere. Ultimissima mostra, la terza mostra di questo corner e di oggi, è la mostra di Georg Baselitz, che si intitola Vedova, accendi la luce, che si trova alla Fondazione Emilio Anna Bianca Vedova, agli attuali Magazzini del Sale a Venezia, una mostra che durerà fino al 31 di ottobre 2021, una mostra che va a completare una sequenza, io spero che non sia anche l'ultima mostra di questo genere, una sequenza di mostre che mettono a confronto Baselitz e Emilio Vedova. Perché? Perché Baselitz e Vedova sono stati due artisti che si sono conosciuti. Emilio Vedova è scomparso ormai nel 2006, Georg Baselitz è attualmente vivo e in attività e per fortuna in salute. Ecco, Georg Baselitz è sempre stato legato ad Emilio Vedova e viceversa da un rapporto di amicizia che lui ha sempre onorato con questa serie di mostre, con questa serie di iniziative. Addirittura nella Biennale di Venezia del 2007, quindi omaggiando la scomparsa di neanche un anno prima di Emilio Vedova, Baselitz ha esposto a Venezia una serie di 6 opere proprio su Emilio Vedova. Poi, ecco, c'è stata una serie di mostre,
una mostra Baselitz e Vedova a Salisburgo nel 2015 nella sede di Ropac, la galleria che ha contribuito anche a sviluppare questa mostra e che segue da vicino il lavoro di Baselitz. Un'altra mostra l'anno successivo al Cooper's-Mühle Museum di Duisburg. Poi c'è stata una personale nel 2019 in coincidenza, in corrispondenza con la Biennale di Venezia, una mostra appunto di Baselitz e Vedova ai Magazzini del Sale. Ora torna una mostra di Baselitz che omaggia Vedova. Che succede allora? Allora, io ho visto tante mostre di Baselitz, ho visto appunto l'altra mostra, sempre in concomitanza con la Biennale di Venezia, che è stata fatta alle Gallerie dell'Accademia a Venezia, appunto, una mostra fantastica, perché è stata una personale enorme, gigantesca, c'era tutto. Quindi io avevo già gli occhi pieni di una mostra che era proprio sopra ogni livello massimo. Quindi se voi andate in questa mostra con quell'aspettativa, quel ricordo, diciamo che vi limita un po', quindi meglio se non l'avete vista. Se l'avete già vista, dimenticatevela temporaneamente. Voi entrate in Magazzini del Sale, luogo dove di solito ci sono le opere di Vedova, queste grandi tele che scorrono sul soffitto con questa sorta di ingranaggio che ve le fa scorrere, queste opere giganti, che si trova svuotato, c'è questa rampa in salita, con appunto due lati, quindi un corridoio unico, lungo, con le opere sulla sinistra di Baselitz, del gusto e dello stile di Baselitz, anche se con un leggero richiamo allo stile di Vedova, che vedono appunto il suo ciclo più noto, che sono queste figure umane con il volto rovesciato all'ingiù, e sulla destra si trova un ciclo sempre di Baselitz che omaggia Vedova rifacendo Vedova. Quindi sembrerebbero dei Vedova fatti con lo stile e col gusto di Baselitz, a confronto. Quindi sono lo stesso numero di opere, se non sbaglio non sono neanche 20 opere, grandi, tutte delle stesse misure, esposte tutte alla stessa distanza, a specchio che si guardano e creano quest'infilata di opere gigantesche. Ecco, io devo ammettere che come gusto personale quest'opera la colloco al terzo posto del mio indice di gradimento delle mostre, perché è stata un'opera che io ho visto riuscita nelle opere di Baselitz col gusto di Baselitz, ho visto meno efficace, meno convincente nelle opere in cui Baselitz, è un termine un po' duro, però scimmiottava Vedova. In che senso? Io mi rendo conto della volontà più che giusta, corretta, e anzi che gli rende anche onore del voler omaggiare un maestro mettendosi in confronto con lui e cercando in un certo senso di aggiornarlo, no? Perché già nel titolo, in quel Georg Baselitz, Vedova accendi la luce, c'è il richiamo diretto. A cosa? Al fatto che Baselitz cerca di dare una nuova luce a questo stile di Vedova. In che modo? Sembrano delle opere retroilluminate, sono delle opere anche schiarite, ci sono delle opere che sono rose gialle. Vedova non avrebbe mai usato quel tipo di cromia, non avrebbe mai usato quelle luci, la pennellata stessa non c'entra niente con quella di Vedova. Allora, è stato spiegato da Fabrizio Gazzarri nel testo e nei comunicati stampa che il tentativo che ha fatto Baselitz è stato quello di prendere il segno di Vedova e cercare di dissolverlo. È stato cercare appunto di accendere una luce, di trovare una nuova luce. Poi ci sono delle opere che si intitolano invece Vedova spegni la luce e sono quelle poche opere nere. Vi dico, l'ho trovato un po' forzato. Avrei trovato, secondo me, più efficace esporre le opere di Vedova, punto, il vero Vedova, con le opere di Baselitz, vero Baselitz. Oppure le opere di Baselitz, omaggio a Vedova. Però il confronto vero e proprio di Vedova, secondo me, almeno in due opere, sarebbe stato importante, anche perché le opere di Vedova erano là dietro, erano dietro la mostra, tutte messe in fila in questa sorta di magazzino per aspettare che appunto la mostra
venga smontata per rimetterle. Quindi inserire due opere non sarebbe stato difficile da fare. È stata fatta questa scelta, non lo so, mi ha convinto fino a un certo punto. Vi invito a visitare la mostra perché merita in ogni caso di essere vista, è una bella mostra che vale la pena vedere. Però ecco, questa è stata la mia idea. Spero che vi sia piaciuto questo tour nelle prime 3 mostre a Venezia. Vi ripeto, il prossimo corner ci sarà l'ultima mostra e la mostra di Henry Moore al Museo del Novecento di Firenze, da poco conclusa, e vi presenterò un catalogo appena uscito, anzi 2 cataloghi appena usciti. Io vi ringrazio anche per questo corner, buona serata e a presto. Grazie ancora.